Buongiorno a tutti e benvenuti alla 14ª Marcia del Mare a Lignano Riviera, organizzata dalla Società Athletic Club Apicilia di Latisana. Oggi, dopo 14 anni, la società ha voluto proprio cambiare il luogo di partenza. Siamo qua dentro al parco Unicef, è un parco privato della famiglia Comandi, e i percorsi comunque sono sempre i soliti, 6, 14, e in più abbiamo la Lignano Longa con i 25 km. Allora noi ci aggiorniamo più tardi lungo il percorso. Grazie, arrivederci. La nebbia che si posa alla mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà, correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto. Siamo qua a Marina 1, uno dei tratti importanti anche della marcia, 14ª Marcia del Mare. Accanto a me ho l'assessore Massimo Brini del turismo di Lignano Sabbiadoro. Assessore, ci racconti un attimo un po' la storia di Marina 1? Beh, diciamo Marina 1 è una delle darsene più vecchie di Lignano, ma insieme alle altre 4 e comprendendo anche quelle di Aprilia Marittima costituisce il polo nautico da diporto più grande del Mediterraneo. Infatti abbiamo quasi 7.000 posti barca e siamo in grado di offrire i posti barca per tutte le misure di barche, tranne quelle di misura naturalmente eccezionale. Marina 1, io la ricordo in maniera differente quando era piccolo, però era sempre una di quelle darsene frequentate da turisti specialmente stranieri, e anche oggi ne abbiamo visti diversi tedeschi che sono qua approfittando anche della bella giornata. È una darsena che è sul fiume Tagliamento, sboccia nel mare dopo poche centinaia di metri, ed è una di quelle darsene che offre praticamente di tutto, anche perché c'è il ristorante, c'è la piscina, c'è lo yacht club, insomma c'è tutto quello che a un turista può servire. Grazie mille Assessore, grazie per questa particolarità di Marina 1 e noi ci vediamo più tardi. La nebbia che si posa alla mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà, correndo al mare, l'impronta di una testa sul cuscino, i passi lenti e incerti di un bambino, lo sguardo di serenità, la mano che si tenderà, la gioia di chi aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto, corro nel vento e canto. Adesso un altro ristoro, siamo proprio alla Vecchia Finanza e abbiamo proprio qua dietro il ristoro del gruppo UAM di Ronchis. Assessore, cosa possiamo raccontare della Vecchia Finanza? Come hai detto, in questo stabile c'era la Vecchia Finanza e sta arrivando il figlio di chi comandava la Vecchia Finanza qua a Lignano Sabbiadoro, Giuseppe Costanza. Facciamo fare un piccolo ricordo a lui. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Niente, io stavo arrivando qua, la marcia longa, quindi sono un po' provato, però sono felice di ricordare innanzitutto mio padre che non c'è più,
ed è stato negli anni 80, 70, anni 70, 80, è stato comandante di questo distaccamento Foci Tagliamento. Ecco, quindi io riprendo la marcia, vi saluto a tutti e vi ringrazio. Ciao a tutti. Grazie. Ciao Giuseppe, ciao. Grazie, ciao. Arrivederci. Ti aspetterà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto, corro nel vento e canto, la vita intera e canto, la primavera e canto, la mia preghiera e canto, per chi mi ascolterà, voglio cantare. Ci troviamo proprio a Terrazza Mare, stiamo vedendo una grande affluenza di podisti arrivare ancora. Cosa ci può dire proprio per orgoglio della città di Lignano? Beh, la Terrazza Mare è il simbolo della nostra città e è giusto che una manifestazione importante come la Marcia del Mare preveda il passaggio anche dalla Terrazza Mare. Devo dire la verità che sto vedendo continuare ad arrivare un numero infinito di atleti e credo che la marea di partecipanti che ho visto alla partenza, una buona parte arrivi fino a qua, anche se il percorso è 25 km non è proprio per tutti. Comunque veramente contento della partecipazione. Grazie mille. Sempre cantare, l'odore del caffè nella cucina, la casa tutta piena di mattina e l'ascensore che non va, l'amore per la mia città, la gente che sorriderà lungo la strada, i rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo. Troviamo a Ristoro con l'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Lignano Sabbiadoro. Allora, come ha visto l'affluenza dei podisti adesso? È molto positivo, c'è una bella partecipazione, tutti simpatici e tanta allegria. Ecco, infatti se noi, caro Umberto, guardiamo un attimo, abbiamo anche l'assessore che ha cambiato la sua veste, quindi ci spieghi un attimo perché ha cambiato la sua veste? Perché sono vicepresidente anche dell'Associazione dei Carabinieri in congedo di Lignano Sabbiadoro e vicino ai miei amici non posso fare altro che mettermi in divisa. L'estate che poi passerà, il grano che maturerà, la mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà. Io canto, le mani in tasca e canto, la voce in festa e canto, la banda in testa e canto, io corro nel vento e canto. Ci troviamo sul Ristoro dei 25 km, abbiamo l'Anfi, Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, quest'anno proprio per la prima volta hanno dato la loro, hanno chiesto sì, noi partecipiamo con loro. Allora, con l'Athletic Club Apicilia, vi presento il presidente dell'Anfi, sezione di Latisana. Come è stato oggi come vostra prima esperienza? Buongiorno, sicuramente un'esperienza molto positiva. Io ho trovato subito la massima collaborazione dei miei tesserati, siamo qua già da questa mattina, abbiamo organizzato questo gazebo, abbiamo visto che l'iniziativa è molto apprezzata e devo esprimere la mia grande soddisfazione e sono veramente contento della partecipazione dei miei soci. La voce in festa e canto, la banda in testa e canto, io corro nel vento e canto, la vita intera e canto, la primavera e canto, l'ultima sera e canto, io per chi mi ascolterà.
Eccoci qua, siamo in dirittura d'arrivo, abbiamo concluso la 14ª marcia del mare a Lignano Riviera con l'Athletic Club Apicilia, 1500 iscritti, quindi hanno raggiunto il loro traguardo. Noi con questo vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo il prossimo anno. Grazie, arrivederci. Buongiorno a tutti, sono Luciano Vatti, presidente del Circolo Giovanile Gorgo. Sono qui per presentare la nostra marcia, la 24ª marcia degli asparagi che avrà luogo sabato 25 aprile a partenza alle ore 8:30. E siamo qui con gli amici della Picilia che collaboreranno con noi nell'organizzazione della nostra marcia. La nostra marcia prevede 3 percorsi come qui di 7, 13 e 21 km. Vi aspettiamo in mezzo agli stand, in mezzo ai nostri meravigliosi percorsi sul tagliamento e sulle nostre campagne. Arrivederci.